Nel 1920 i combattenti sardi del 15-18, nel loro terzo congresso regionale svoltosi a Macomer l'8 e il 9 di agosto, votarono un documento elaborato dal professor Lionello De Risi, nel quale si affermava che le loro aspirazioni ideali avevano carattere universale e puntavano all'emancipazione del cittadino e del lavoratore di ogni paese, nonché all'emancipazione dell'uomo, poiché il loro primo ideale era la liberazione dell'individuo da ogni forma di schiavitù ereditaria o nuova e dall'oppressione della ricchezza accumulata nelle mani di pochi. E dal momento che la loro concezione del definire operaio e sociale era in ultima analisi socialista, ritennero di dover fare un sforzo per la costituzione di cooperative di produzione di lavoro in tutti i comuni e di organismi sindacali di resistenza al fine di elevare le condizioni economiche e sociali dei lavoratori. D'altronde, nel primo comma dell'articolo 2 dello statuto fondativo del Partito Sardo d'Azione, approvato il 17 aprile del 1921, a conclusione del suo primo congresso regionale, si afferma che il partito si propone di promuovere la rinascita della Sardegna e di tutelare gli interessi a mezzo di organizzazioni regionali attuali e da crearsi, di ottenere l'autonomia politica, economica ed amministrativa dell'isola, di risanare il costume politico, chiamando i rappresentanti delle classi operaie ed agricole a sostenere nelle amministrazioni i loro interessi, che sono gli interessi vitali della Sardegna, di migliorarne le condizioni morali e materiali, sviluppando il movimento cooperativistico, organizzando la produzione, il lavoro e la resistenza. Ecco perché parlo di costante resistenzialità sindacale autoctona dei sardi. E il lavoro e la resistenza attraverso forme sindacali, di ottenere infine la piena libertà di produzione, di mercato e di scambio col continente e con l'estero. Mentre nel preambolo scritto dall'avvocato Luigi Battista Pugioni ai lineamenti del programma politico sardista del 1943 si sostiene che la vita sarda, sia spirituale che economica e giuridica, attraverso i secoli ha potuto essere deformata o trasformata da superstrutture straniere, ma non distrutta mai in alcun tempo, è tale che, se liberata dalle estreme e violente coercizioni, potrebbe ancora rifiorire e portare un contributo originale alla vita e alla cultura mediterranea. Con questa frase l'avvocato Pugioni voleva soltanto dire che le diverse dominazioni che si sono succedute nell'isola per molti secoli avevano contribuito a una evoluzione del substrato culturale isolano, arricchendolo, ma senza fargli perdere gli attributi di personalità arcaica e distinta, soprattutto in rapporto alle singole culture di importazione. Nel 1947, nel corso dell'8° congresso regionale sardista, svoltosi il 12-13 aprile alla Manifattura Tabacchi di Cagliari, la corrente sindacale sardista si auspicava la costituzione della Camera Confederale Regionale del Lavoro, aderente alla CGIL, con poteri autonomi per i particolari problemi che investono gli interessi dei lavoratori sardi, ma solo dopo aver ribadito che anche il sardismo è socialismo, il nostro socialismo, quello che corrisponde alle condizioni del nostro popolo. Nel 1966 l'architetto Antonio Simon Mossa, nelle prime 45 pagine di un saggio di 170 pagine, intitolato L'autonomia politica della Sardegna 1965, dopo aver parlato di risveglio sardista, di comunità etniche, di centralismo e snazionalizzazione, di riforma dello statuto autonomistico, di rinascita e federalismo, della questione nazionale sarda, di industrializzazione e della cooperazione come elementi di redenzione sociale, affronta il problema della tutela del lavoro e del riscatto delle classi lavoratrici e ribadisce come necessaria
è improcrastinabile l'esigenza di battersi per la conquista di una forte autonomia sindacale che consenta di giungere in tempi rapidi alla costituzione di un sindacato nazionale dei lavoratori sardi che sia non solo uno strumento di lotta temporanea tra lavoratore e datore di lavoro, ma anche e soprattutto che si batta per la rinascita economica e sociale e per il progresso civile del popolo sardo. Verso la fine degli anni 70, nel contesto del dibattito sul rapporto su cultura autonomistica, economia ed il vasto mondo del lavoro, all'interno della Federazione Distrettuale di Sassari del Partito Sardo d'Azione, assunse una certa consistenza l'idea di valutare seriamente l'opportunità di costituire un'organizzazione sindacale autonoma, tentativo che puntualmente venne messo in atto negli anni che vanno dal 1969 al 71 da alcuni sindacalisti d'assalto in servizio alla sede di Porto Torres e al Banco di Sardegna di Sassari ed Alghero, ma che finì poi con l'addolpire miseramente per i tentennamenti di qualcuno, e sia forse perché i tempi non erano ancora maturi. In quegli anni a vivacizzare vieppiù il dibattito contribuì non poco la crisi che investì l'industria petrolchimica sardo imprecisato di Unitati e da un grosso nucleo di circa 400 lavoratori, tutti fortemente intenzionati a costruire per la prima volta nella storia, pur tra mille difficoltà che andavano dalla scarsezza dei mezzi a disposizione alla fumosità dei programmi e alla insufficiente consapevolezza dei gravi problemi aperti, una organizzazione sindacale totalmente rispondente agli interessi, ai bisogni e alle aspirazioni della classe lavoratrice sarda. Si deve quindi alla volontà di questo primo coriaceo storico nucleo di lavoratori e ad un gruppo di dirigenti totalmente inventato il merito fondamentale, tra i fondatori ci sono anch'io, il merito fondamentale di aver dato vita alla prima operativa confederazione di sindacati di lavoratori sardi. All'assemblea erano presenti con proprie delegazioni il sindacato valdostano SAVT, il sindacato sud tirolese ASGB, il sindacato corso STC, il sindacato dei lavoratori della polizia SIUR, il movimento politico Sardinia e Libertà, Democrazia Proletaria Sarda e il Partito Sardo d'Azione. La relazione introduttiva al dibattito assembleare è stata svolta dal mai abbastanza compianto ed amico Eliseo Spiga, che ha parlato a nome e per conto del comitato promotori dal quale aveva ricevuto il gravoso incarico. Nella sua prolusione dal titolo "Con la Confederazione Sindacale Sarda, un grande strumento di emancipazione per tutti i lavoratori in Sardegna", Eliseo Spiga, che verrà eletto in occasione della prima riunione del Consiglio Generale Confederale, segretario generale nazionale della nuova organizzazione sindacale, in un giorno che è destinato a rimanere nella storia del movimento dei lavoratori sardi e delle lotte del popolo sardo per la propria liberazione nazionale, dopo aver detto che la CSS è un sindacato etnico che nasce da un'esigenza profondamente sentita dei lavoratori, dei disoccupati e degli immigrati sardi, ha sostenuto che esso è aperto, come è di fatto, ancora ai contributi dei lavoratori delle altre nazionalità presenti in Sardegna e fuori della Sardegna, e che non intende affatto chiudersi a riccio intorno ai lavoratori della nazionalità sarda.